Mario Pardo, organizzatore di Agrigento Expo 2018, dal 24 al 1° maggio ritorna al Palacongressi la fiera con tanti programmi, con tante offerte economiche e commerciali. Sì, abbiamo una buona presenza di espositori, saranno circa un'ottantina, forse qualcuno in più, non li ho ancora contati. Però l'offerta è sicuramente di buon livello, sia come quantità che come assortimento. Abbiamo registrato un notevole gradimento dell'iniziativa nei giorni precedenti all'apertura, perché la gente che incrociava la nostra pubblicità, insomma, riceveva il volantino con una certa benevolenza, e questo ci riempie di orgoglio, e penso che dopo tanti anni la riapertura del Palazzo dei Congressi nella veste fieristica sia stata molto attesa, è come se la città si fosse riappropriata di una struttura che sembra appartenergli. Ci sono anche tante attività collaterali di musica, di spettacoli per fare l'intrattenimento a chi viene a visitare la fiera. Sì, sono così tanti che non penso di ricordarli tutti. Comunque abbiamo una sezione molto carina di compravendita di dischi in vinile di epoca, vintage, e di strumenti musicali. Poi abbiamo anche due attività culturali di un certo rilievo, abbiamo la presentazione di libri che per 4 pomeriggi si alternerà nel palchetto che abbiamo montato, e poi c'è anche la presenza dell'Automobile Club d'Italia, che ha uno stand abbastanza grande per l'educazione stradale, che in questo periodo penso che sia molto interessante. Poi abbiamo anche la mostra di animali esotici, ci sarà un concorso di cani nel corso della domenica mattina. Insomma, abbiamo cercato di confezionare un prodotto che sia grazioso, sia appetibile nei confronti di tutte le persone, delle famiglie. È una cosa importante che mi piacerebbe sottolineare, che non c'è il pagamento di un biglietto, l'ingresso è gratuito, quindi non è oneroso per nessuno. Io credo molto al fatto che la gente possa visitare la fiera senza spendere soldi. Il Palacongressi riapre, ritorna da Vivi Agrigento, come diceva lei poco fa, ad Agrigento Expo, quindi vuol dire che c'è una vitalità, un'imprenditoria che va avanti ad Agrigento. Nonostante le contraddizioni del tempo e dell'economia generale, Agrigento va avanti per merito della sua rete sociale e economica del territorio. Aver dato di nuovo apertura ad una struttura come questa, morta per tanto tempo, mi pare che è un po' un segno di un tempo che racconta di una nuova vitalità che la città sta conquistando a fatica, e credo che questo sia veramente l'elemento nuovo. Mi piace valorizzare un fatto: in queste ore siamo alla vigilia del 25 aprile, al di là dei problemi che stiamo attraversando per l'avvio della differenziata, cioè vedere tutta questa quantità di turisti, e con la tassa di soggiorno siamo in condizioni più o meno di monitorare quelle che sono le presenze sul territorio. La nostra città è veramente piena di turisti, cioè qualcosa che è certamente nuovo rispetto al tempo che ci ha attraversati, e questo credo che sia la nuova frontiera della nostra città, accanto al commercio, accanto alle iniziative artigianali che devono sempre di più fiorire.